Matteo Ruvolo, prossimo candidato a sindaco del comune di Ribera. Ecco, gli obiettivi di questa sua candidatura alla luce anche della sua esperienza politica maturata negli anni. Ma gli obiettivi sono quelli di rilanciare la città di Ribera in assoluta discontinuità con quello che è stato sinora, soprattutto nell'ultimo quinquennio, un paese che è stato tenuto a galleggiare, un paese che è pieno di sporcizia, dove il decoro urbano non è stato curato, quindi bisogna partire dalle piccole cose per poi impegnarsi nel medio e lungo termine alle cose più importanti, intercettare i finanziamenti comunitari, fare in modo di dare una speranza, un futuro ai giovani riberesi. I giovani riberesi, molti sono fuori, tornano e non hanno voglia assolutamente di restare nella nostra città, quindi bisogna assolutamente fare in modo che sia ridata speranza alle nuove generazioni e poi fare da stimolo ed essere accanto ai settori trainanti dell'economia riberese che sono l'agricoltura, a cui bisogna assolutamente coniugare uno sviluppo turistico. Lo schieramento politico a cui lei fa riferimento? Lo schieramento è ampio, con me ci sono Forza Italia, Fratelli d'Italia, l'UDC, diventerà bellissima, più due liste civiche, una che fa capo all'onorevole Mangiacavallo, neopresidente del CUPA di Agrigento, un'altra che fa riferimento all'ex assessore provinciale Mariano Ragusa. Stiamo lavorando, siamo nella fase di definizione delle liste, del programma, sono state già delineate le linee guida del programma che vogliamo offrire alla città per fare in modo che questa città venga fuori dal torpore in cui è stata per molto tempo in questi ultimi anni. Vogliamo far sì che questa nostra Ribera possa ritornare a essere un fiore all'occhiello della provincia di Agrigento, ridando orgoglio e dignità ai riberesi, alle imprese, alle attività, alle famiglie e alle nuove generazioni.